Via libera al decreto rilancio, Conte annuncia una manovra da 55 miliardi, aiuti a famiglie e imprese, taglio delle tasse da 4 miliardi, per la sanità oltre 3 miliardi e l'assunzione di 4.000 ricercatori. La ministra Bellanova si commuove in conferenza stampa quando parla della norma sull'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, dice, gli invisibili saranno meno invisibili, lo Stato più forte del caporalato. Accordo fra governo e regioni per la cassa integrazione più veloce, a pagare sarà l'INPS. L'obiettivo è individuare procedure per abbreviare i tempi d'attesa per ricevere gli assegni. I ritardi saranno recuperati. Pronte le linee guida per le riaperture dal 18, con le regole per le distanze in locali pubblici e spiagge. Sì alle seconde case, no a spostamenti tra regioni. Per ora dati dei contagi stabili, quasi 200 vittime in un giorno. Il leghista Pagano definisce Silvia Romano una neoterrorista, scoppia la bagarre alla Camera, poi in serata le scuse del deputato, cocci di vetro contro la finestra della casa della ragazza, indaga la scientifica. La Serie A ripartirà solo in sicurezza, il ministro Spadafora frena ancora sulla ripresa del campionato, ma l'Assemblea di Lega propone il 13 giugno come data per il nuovo via libera al campionato.